Riparte l'aperitivo in terrazza organizzato da Eurolingue School, sita in via Unità d'Italia 62 ad Agrigento. L'iniziativa prevede delle conversazioni sulla bellezza del leggere e dello scrivere. Previsti 3 appuntamenti, uno domani venerdì, una pubblicazione di Alberto Maria Tricoli, Lo scemo di guerra e l'eroe di cartone. L'altra il prossimo 15 luglio, lunedì uno spettacolo con Valentina Bischi, quindi giorno 19 Adorabili versi di Lia Lobue e Francesco Settecasi. E per terminare giorno 26 luglio ai confini dell'inverno di IMD, che vede come moderatore Renato Schembri. Allora, partiamo venerdì prossimo, 12 luglio alle 18:30 come sempre, è un appuntamento con un giovane autore nisseno, Alberto Maria Tricoli, è un libro che parla della Sicilia ambientato nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, però unisce il drammatico all'ironico e quindi insomma sarà sicuramente interessante. Quest'anno abbiamo proposto una rassegna più breve però altrettanto intensa e spero anche piacevole, stimolante, con 3 incontri diversi dedicati a libri, più uno spettacolo che si chiama Die Panne con un'attrice giovane e talentuosa che si chiama Valentina Bischi, un'attrice romana. E quindi abbiamo inserito, insomma, abbiamo cercato di rendere una rassegna un pochino più varia. Il libro si intitola Lo scemo di guerra e l'eroe di cartone, è un libro molto carino, godibilissimo, molto leggibile, parla di una Sicilia che in parte non c'è più, ma in parte resiste nei luoghi comuni, nello spirito anche. È ambientato nel paesino di Vazzaria, un luogo immaginario, ma nel quale comunque troviamo molti elementi che conosciamo bene della nostra Sicilia. È ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, ci sono dei personaggi positivi, qualcuno è negativo, insomma, come ovviamente nell'intreccio di ogni romanzo. E soprattutto c'è la guerra che cambia anche un po' le cose, l'eroe può diventare scemo o viceversa. Comunque è un libro da leggere e soprattutto noi vi aspettiamo domani alla terrazza di Eurolingue per presentare Lo scemo di guerra e l'eroe di cartone di Alberto Maria Tricoli.